3 gennaio 2016. Un centinaio di audaci indipendentisti risponde all'appello lanciato da Massimo Costa, accorrendo a Pergusa da tutta la Sicilia. È in quel primo raduno, per volere di Massimo Costa, Antonella Pititto ed Enzo Cassata, che nasce Siciliani Liberi. Perché siamo qui oggi? Perché presentare un movimento indipendentista nella Sicilia di oggi? Io non devo convincere voi. Chi è venuto qui già ha una storia nazionalista e indipendentista molto forte. Però noi abbiamo fuori da qui un nemico temibile, è l'indifferenza, la rassegnazione e lo scetticismo dei siciliani. Quel giorno fu pubblicato il manifesto, che è ancora oggi alla base del suo progetto politico ed economico. Ma noi dobbiamo diffondere il verbo della libertà, coraggio, determinazione, amore, credeteci in questo sogno, innamoratevi di questo sogno. Antonio Canepa e Concetto Gallo, per arrivare fino ai giorni nostri a Falcone, Borsellino. I primi anni hanno costituito la fase edificativa, in cui il movimento è stato gestito dai fondatori, assistiti da un comitato promotore. Qual è il problema? Che voi potreste dire, poi perché vi sentite migliori? Perché noi non abbiamo un capo a Roma. Noi siamo di nome e di fatto siciliani liberi. Sono stati anni difficili, ma importanti per la costruzione del movimento. E nello statuto c'è scritto che le finanze sono separate. Siamo due stati separati. Dateci l'agenzia delle entrate e noi con le nostre finanze paghiamo tutto. Ci sono state adesioni e defezioni, ma nel tempo la comunità politica sicilianista indipendentista ha cementato una militanza nuova, distinguendosi per tenacia e coraggio. Dalla Sicilia un plebiscito di no contro Renzi e contro la sua riforma autoritaria. Siciliani Liberi ha partecipato alle amministrative quando possibile e per 2 volte, alle regionali, ha presentato il proprio simbolo e la propria candidatura alla presidenza, sfidando la partitocrazia italiana coloniale. Lei è così piccolo che se io fossi stata non democratica non l'avrei neanche invitata. Io sono piccolo, ma il popolo siciliano è grande. Il popolo siciliano è grande. Alle comunali di Palermo ha candidato 2 volte Ciro Lomonte. Credo che questa sia una città straordinaria, credo che abbia dei cittadini eccezionali. È stato creato un sistema di clientelismo che era funzionale a tenere questa città e tutta l'isola come una colonia. Alle regionali nel 2017 ha candidato Roberto La Rosa e nel 2022 Eliana Esposito, oggi leader del partito. Il movimento, sin dalla sua nascita, ha attirato persone e storie diverse da tutta la Sicilia. Nessuno tra quelli che si sono avvicinati lo ha fatto per ambizione politica, ma per una vera e propria fede nella libertà del nostro popolo. Alcuni purtroppo non ci sono più. Non hanno fatto in tempo a vedere il loro sogno realizzato. Ma la battaglia continua anche per loro. È con loro nel cuore. Nel 2018, terminata la fase di incubazione, si tiene il primo congresso nazionale, che elegge alla guida del partito l'architetto Ciro Lomonte, che aveva già raccolto il più alto numero di consensi alle comunali di Palermo e alle regionali del 2017. Lo statuto viene adeguato da movimento a partito, con una continua crescita e un continuo ricambio del personale politico. Io spero che Palermo e la Sicilia possano dimostrare ancora una volta di avere quel fuoco di dentro che mandi tutti questi delinquenti a casa. Viva la libertà! La svolta autoritaria e liberticida durante la crisi pandemica del 2020-2022 mette a dura prova la fragile struttura del nuovo partito e fa esplodere alcune contraddizioni tra chi comprendeva il disegno distopico di controllo sociale in atto e chi preferiva minimizzarlo. Il partito però resiste e la militanza, grazie a una selezione naturale, diventa più motivata e compatta. Siamo tutti vittime di una storia falsa. Nelle scuole ci raccontano sempre e soltanto quello che la massoneria vuole che noi sappiamo. Nel 2021, al secondo congresso ad Aci Castello, Ciro Lomonte è confermato alla guida del partito come segretario. Bisogna fare una politica genuina nel senso di servire la Sicilia, perché quello che vediamo, l'esperienza è che c'è tanta gente che si serve della Sicilia, che è molto diverso. La Sicilia ave un bacione. In tutti questi anni Siciliani Liberi ha intrapreso molte iniziative a difesa del popolo siciliano.
Ha fatto sentire la sua voce sui principali problemi che di volta in volta interessavano la nostra terra. Non ha taciuto di fronte a tante sfide interne e internazionali. Sono passati quasi 3 mesi da quando i 2 pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dagli uomini di Haftar in Libia. Il governo italiano se ne disinteressava del tutto. Abbiamo inviato una lettera al console russo a Palermo chiedendo che il loro governo mediasse con Haftar per liberare i pescatori siciliani. Era l'11 dicembre. Il 17 dicembre i nostri connazionali vennero liberati e poterono finalmente tornare a casa. Andammo a ringraziare il console russo e ci confermò che la nostra richiesta era stata quella che aveva determinato l'intervento del governo russo. Ma contro questa autonomia differenziata che equivale ad ingiustizia, perché toglie ai poveri per dare ai ricchi, perché viola specificamente lo Statuto siciliano che ancora attende quasi un secolo la sua attuazione e perché nega, al di là delle parole al vento, i livelli essenziali di prestazione minimi uguali in tutto il territorio nazionale. Tante le attività e gli eventi organizzati, tra cui la formazione politica dei giovani, la festa dell'identità, le iniziative socioculturali. Cioè noi siamo il centro, se noi ci vediamo meridionali, sud di qualche cosa, non avremo mai la prospettiva di ritornare a essere quello che siamo stati centro. Tanti traguardi raggiunti, tra questi il coordinamento del gruppo dei giovani e l'inserimento in una rete di movimenti indipendentisti, autonomisti e regionalisti, italiani ed europei. E passarono Le elezioni del 2022 sono state elezioni di resistenza, nelle quali Siciliani Liberi doveva dimostrare la serietà e continuità della propria azione politica. Lo ha fatto con la candidatura di Eliana Esposito, artista siciliana prestata alla sua terra, che in quella occasione è stata conosciuta dal grande pubblico in veste politica e che dal terzo congresso del 2024 a Pergusa guida la segreteria del partito. Noi non vogliamo elemosina da nessuno, noi vogliamo quello che è nostro. Non è una chiusura, anzi è un'apertura, perché essere indipendenti significa camminare sulle nostre gambe, decidere noi la nostra politica anche estera, decidere noi con chi fare scambi commerciali. Non dobbiamo vivere in uno stato di bisogno. I popoli, quando sono indipendenti economicamente, emotivamente, possono instaurare tra loro rapporti paritari, dove non c'è più necessità né di sottomettersi né di sottomettere. La partitocrazia italiana mette in campo tutti i cavilli e gli sbarramenti per evitare che una voce nuova e diversa giunga al popolo siciliano dalla sede delle istituzioni, riducendo gli indipendentisti quasi in una condizione di clandestinità. La liberticida legislazione elettorale italiana per le europee ha costretto il partito a delegittimarle, promuovendo un'astensione attiva. Astensione che in Sicilia ha raggiunto in quell'occasione una percentuale altissima. La presenza di Siciliani Liberi testimonia che il fuoco cova sotto la cenere, pronto a divampare. Intanto Siciliani Liberi ha ottenuto un record storico. Nessun partito indipendentista si è presentato per 2 elezioni regionali di seguito. Nessun partito indipendentista ha mai mantenuto una vita politica interna e regolare e una presenza così diffusa in Sicilia per un periodo di tempo così lungo come Siciliani Liberi. Ma la politica non si fa solo con le elezioni, anche se la grande scommessa oggi è conquistare la fiducia di un popolo troppe volte illuso e deluso. Si parte da piccoli traguardi sul territorio per realizzare il grande sogno della libertà, nell'economia, nella società, nella cultura, nell'arte. Il mondo sta cambiando in fretta e la Sicilia non deve farsi trovare impreparata. Siciliani Liberi c'è e ha già spiegato le ali per spiccare il volo. Borsellino diceva: saranno mafiose le mani che mi uccideranno, ma a volerlo saranno altri. Cioè i nostri eroi
Chi ce li ha ammazzati?